Sto guardando su Google Maps, come puoi vedere, vicino il parco in via Piave. Qua siamo in via Piave, sto filmando dal computer. Si chiama Parco Badanti e Spacciatori. Io non so chi è il cretino che abbia detto a Google di chiamarlo così. Adesso mando una segnalazione affinché lo tolgano, perché non si può deturpare maestre a sto livello. Il video diffuso dal presidente del comitato Marco Polo Luigi Corò è stato realizzato da un iscritto all'associazione per testimoniare quello che era un curioso e già rimosso svarione di Google Maps. Il soprannome Parco Badanti e Spacciatori per designare i famigerati giardinetti di via Piava in uso da anni tra i residenti della zona. Evidentemente qualcuno di loro, probabilmente con intenti polemici, era riuscito chissà come a farlo arrivare fin là. Tra chi invece lotta da anni per strappare al degrado quel pezzo di città, lo scherzo ha il sapore di un'offesa. Il caso si è comunque chiuso prima ancora di aprirsi. In tempi record Google ha verificato la segnalazione e rimosso il curioso toponimo.